Ben ritrovati dalla redazione. È stato rinvenuto privo di vita in una zona campestre ad una trentina di metri dalle abitazioni che si affacciano lungo Via del Molino a Romans di Isonzo, a pochi passi da casa. È stato un familiare a trovare il ragazzo esanime ieri. Si tratta di un 25enne residente nel comune isontino. La pietosa salma si trovava a poca distanza da un albero, un decesso per il quale sono in corso ora gli opportuni e necessari accertamenti al fine di stabilire cause e circostanze dell'evento. La stessa procura, nell'immediatezza degli interventi inquirenti, ha disposto l'ispezione cadaverica esterna eseguita ieri stessa. Un cacciatore si è infortunato ieri sera in una zona impervia dei boschi di Cormons in seguito ad una caduta da circa 4 metri di altezza. Una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia che ha supportato il personale sanitario a trasportare l'uomo per qualche centinaio di metri lungo un impervio sentiero fino ad una radura dove il ferito è stato caricato sull'elicottero sanitario che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale. Per tutta la durata dell'intervento l'uomo è rimasto cosciente. Ancora lavori alla stazione ferroviaria del polo intermodale connesso al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari. Questa volta RFI, Rete Ferroviaria Italiana, interviene sulle banchine di attesa dei passeggeri per realizzare una serie di protezioni che interesseranno anche le due scale mobili che permettono l'accesso al passaggio sopraelevato che porta ai parcheggi attraverso una passerella lunga in tutto 425 metri che oggi collega l'aeroporto al parcheggio multipiano e quindi alla fermata ferroviaria. Si tratta di opere attese indispensabili per consentire alle utenze sempre più numerose di attendere i convogli senza dover sottostare alle insidie del tempo. Sport, l'incendio mediatico sull'episodio Clotet-Crollis va spegnendosi e la Triesina non lo riaccende. È stata scelta la meno rigorosa ma più opportuna visto le tante perturbazioni che hanno investito la squadra negli ultimi mesi. Nonostante l'eco internazionale, nonostante il comunicato diffuso sabato a stigmatizzare in primo luogo il comportamento del tecnico, il club sceglie la linea soft, nessuna azione eclatante nei confronti dei due tesserati, men meno che un divorzio dal tecnico Pep Clotet. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo sereno, poco nuvoloso per velature, sul Tarvisiano possibili nubi basse o nebbie, bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, anche sostenuta a Trieste. Temperature minime in pianura fra 2 e 5 gradi, le massime fra 12 e 14, sulla costa minime fra 6 e 9, le massime fra 11 e 13 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.